Ti rendi conto che sei la prima donna sindaco della storia di Vittorio Veneto? Sì, sì, mi rendo conto essendo donna, e anche se io non ho mai voluto evidenziare questo aspetto femminile, però perché ho sempre fatto politica fin da 18 anni, è sempre stata per me una passione, un impegno pubblico, e comunque sì, forse le donne, e ho scoperto soprattutto in questo frangente di campagna elettorale, hanno una forza in più e un'empatia in più, e quindi forse anche questo ha premiato. E la vista del municipio, tu che lo hai già frequentato, adesso che ne avrai le chiavi, che impressione ti fa? Allora, chi mi conosce sa che mi assumo tantissima responsabilità in questo, infatti io sto festeggiando ma con un senso anche di responsabilità, nel senso Ti comunico che è l'ultima notte che dormi da non sindaco, ecco, perché questa sera ancora mi atto sindaco. sì, esatto, ma io sinceramente la vivo in modo positivo, però con tanta responsabilità, quindi voglio dire, i 5 anni che ci aspetteranno non saranno 5 anni facili, c'è da fare tantissimo, c'è da lavorare, e cercheremo la collaborazione di tutti in quello che sarà poi la programmazione per il futuro della città di Vittorio Veneto e il rilancio anche.